Amici, oggi abbiamo trovato qui il signor Valerio, molto gentile e disponibile. Buongiorno signor Valerio. Buongiorno. Allora, signor Valerio, proviamo a leggere questo proverbio, questo detto qui in alto, qui. Bella Breton della Mesate che sto sotto. Quindi, che significa secondo lei, signor Valerio? Tutta nelle mie ciabatte ci sto tutta. Suppongo. L'ha mai sentito lei, signor Valerio? Lei è di Brescia, signor Valerio? Sì. Ospitaletto. Vicinanza, insomma. Ma quindi non saprebbe da che parte. No, questo non l'ho mai sentita. Non l'ho proprio mai sentita. Intanto, signor Valerio, ci concentriamo su questo e anche voi concentratevi sulla nostra puntata che inizia tra pochissimo. State con noi. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici nella quarta sala della rinnovata Pinacoteca Tosio Martinengo, che tra non molto aprirà i battenti. Potrete ammirare un angelo di Raffaello. Il dipinto di oggi, il famoso angelo di Raffaello, è il frammento di una pala più grande eseguita dall'artista per la chiesa di Sant'Agostino a Città di Castello. Nel Settecento la pala, danneggiata da un terremoto, fu ritagliata in più parti e il nostro angelo fu trasformato in un ritratto di giovane e come tale lo acquistò nell'Ottocento il fondatore della Pinacoteca, Paolo Tosio. Nel 1914, con un restauro, fu rimosso il fondo scuro messo a ricoprire le ali. Raffaello aveva 17 anni quando dipinse la tavola. Nelle forme del viso si nota ancora l'influenza di Perugino, suo maestro. Ben presto l'artista avrebbe trovato uno stile proprio, capace di unire alla dolcezza delle espressioni l'attenzione alla costruzione spaziale delle scene. Basta angeli ora, soltanto donne belle o brutte, perché bella o brutto e delle mesate che sto sotto. Andiamo. Bella o brutta, endome la seta che sto sottota. Così. Sì. Così che così. Ma va bene, per carità. Riccardo, senti, tu non sei di Brescia. No. Zona? Milano. De Milano. De Milano. De Milano. E a Milano hai sbagliato qui, a metà, non è proprio della meseta. Bella o brutto? Bella o brutta, della me. Delle me. Della me. Delle saeta. mesate. Saate. Sto sottota. Per un milanese, anzi, non si può pretendere di più. Pina è questa, dai, come te la cavi col dialetto? Pessima. Ottimo, vedi, abbiamo beccato quella giusta. Perché sei pessima in dialetto tu? Perché sono calabrese. Calabrese. La soppressata. Sai, leggi un pochetto qua, va? Bella o brota, le mesate che gosso tota. Sei calabrese forte, eh? Fortissima. Paolo e Marisa Spasso, signora Marisa, che eleganti. Sì, va bene. Signora che c'ho io. Una bella signora, si sistema bene, eh? Sì. Allora, bello o brutto, non è il caso di sua moglie che sia ora bella. Veramente. Delle mesate che sto sotto, cioè? Beh, o bello o brutto, sarà sta sottoci. In qualunque momento della vita ci stai tutto. Conferma, signora? Sì, nel buono il grammo, cattiva sorte, nella bella cattiva sorte. Oreste e Giulio. Oreste, bello o brutto, e delle mesate che sto sotto. Che significa? Che porti tutte le cose che tu hai sulle tue scarpe. Saggezza di Borgo Satollo, vedi? Che significa sta cosa, Fabiana? Dai, cerca di rassicurare i numerosi telespettatori. Che vuol dire? Le mie amiche mi hanno fatto questa bellissima sorpresa. Per la laurea. Sì, anche se mi sono laureata ancora venerdì, però... Pur di farti fare figurazze. Esatto, mi hanno teso questa trappola. Vabbè, amiche però, è bella amica. Gliela farò pagare. Senti, mo te la tengo anch'io, trattengo anch'io una trappola. Come te la cavi col dialetto? Non tanto bene. Di dove sei? Di Botticino. Bottisin, mattino o sera? Nessuno dei due San Gallo. Ah, San Gallo, zona VIP. Dai, bello o brutto? Ti aiuto perché ti vedo un po' avvinazzata, un po' storta. Bello o brutto? Guarda dietro le amiche come si ridacchiano. Bello o brutto, delle mesate che sto sotto. Che significa? Prova a ridirla. Bello o brutta, nelle mie sate che sto sotto. Non so cosa vuol dire. Bella o brutta, nelle mie ciabatte ci sto su tutta. Cosa vuol dire?
farti troppe domande, va che sei già conciata male, va? Bene, chiudiamo anche questa puntata allora. Bella o brutta e nelle mie ciabatte che sto sotto, ovvero bella o brutta, io nelle mie ciabatte ci sto tutta, e vuol dire mi accontento di come sono. Voi non accontentatevi, restate sempre qui su Teletutto e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie, ciao!